Sesta corsa, premio Graal, cavalli di 3 anni al via. Sono in 6, 1 Ava Gardner, 3 Antonio Greppi, 2 Arcobaleno, Andrea Bavaresi, 3 Alice Griff, Federico Esposito, 4 Verlajet, Lorenzo Baldi, 5 Atena Griff, Marco Stefani, 6 Attalo, Luca Rovera. Rapporto di scuderia tra i numeri 1 e 5. L'errore di Averla Jet. Partono forte Arcobaleno, Numero Alice 4, Griff Averla e Attalo. Jet, Poi squalificato. sbuca anche Atena Griff a cogliere la corda. Quindi Numero Alice 1, Griff alla Ava fine Garden passa al Treb, comando, intanto ha rotto squalificato. anche Ava Gardner Treb, sono rimasti in 4, 200 metri in 14,9. È rimasto di fuori scoperto Attalo, vediamo se Luca Lovera rimarrà lì o deciderà di ripiegare in coda. Intanto la favorita, la Saura Alice Griff, cavalla dal bel modello, questa figlia di Varennes, arriva ai 400 in 29,9. Attalo decide di stare al largo con Arcobaleno seconda alla corda davanti a Atena Griff. Questo è il quartetto. Ormai siamo al paletto dei 600 metri che l'allieva di Federico Esposito percorre in 45,6. Siamo al passaggio davanti alle tribune, sempre Alice Griff affiancata da Attalo, poi Arcobaleno a precedere Atena Griff. Frazione qui davanti alle tribune, passate dalla Saura in 14,8, ritmo costante, viene fuori un primo giro in 1 minuto e 4 decimi, sempre Attalo all'esterno, accenna a spostare al largo anche Atena Griff, compagna di paddock della battistrada Alice. Intanto arriviamo al chilometro in 1,15,4. Si sono formate due pariglie, Alice Griff, Attalo, Arcobaleno e Atena Griff retta di là, con ancora in controllo l'allieva di Alessandro Gocciadoro che percorre la retta delle scuderie in 14,5. Arcobaleno sempre secondo, affiancato da Attalo, poi Atena Griff che perde qualche battuta. Siamo a 250 metri dalla conclusione, si distende Alice Griff, sempre Arcobaleno alle prese con Attalo per la seconda posizione, ultima curva passata in 14,5, retta d'arrivo Alice Griff, padrona della situazione, si distende Frustino indietro da parte di Federico Esposito che viene a vincere nel più facile dei modi. Alice Griff secondo posto per Arcobaleno su Attalo, 1,13,9, 28,8 a chiudere la media al chilometro per la figlia di Varennes, Margot Griff, che viene a vincere nel più facile dei modi dando il doppio a Federico Esposito e al training di Alessandro Gocciadoro. Davvero elegante questa femmina, la Saura, la rivediamo fare la retta d'arrivo in tutta scioltezza, mentre per il secondo posto Arcobaleno con percorso alla corda precede un comunque valido Attalo, autore di percorso esterno. La quota da favorita per Alice Griff 1,54.